Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. È entrato quindi in vigore da oggi l'obbligo vaccinale per gli over 50. Sono oltre 60.000 le persone a rischio sanzione dal 1° febbraio. Da lunedì invece il Super Green Pass sarà obbligatorio in alcuni esercizi e strutture. Vediamo tutto in questo primo servizio della serata. Potrebbero essere 64.578 gli over 50 in Friuli Venezia Giulia che dal 1° febbraio sono a rischio sanzione, 100 euro di multa a persona, perché non hanno iniziato il ciclo vaccinale. Il dato è indicato dall'AIFA e riportato dal Sole 24 Ore. Il condizionale però è d'obbligo perché allo stato attuale non è chiaro comprendere quanti di questi irregolari hanno contratto il Covid negli ultimi 4 mesi e sono guariti, oppure sono esenti. Da oggi intanto è scattata per questa fascia d'età, al pari di tutto il personale universitario, l'obbligo vaccinale. L'altra grande rivoluzione scatterà da lunedì 10 gennaio, quando il Super Green Pass sarà obbligatorio in alberghi, sagre, feste per cerimonie civili e religiose, centri congressi, ristoranti anche all'aperto, impianti sciistici, palestre, piscine e centri benessere anche all'aperto, centri culturali e sociali, aerei, treni, navi e trasporto pubblico locale, dove vige anche il rispetto della mascherina FFP2 dai 6 anni in su. Dal 20 gennaio varrà il Green Pass base, quindi dopo aver effettuato il tampone, per andare dal barbiere o dall'estetista. Restano chiuse le discoteche fino al 31 gennaio. E sulla sanzione da 100 euro interviene il vicepresidente della regione Riccardi, che dice misura inadeguata per incentivare l'immunizzazione. Sentiamolo. Oggi c'è l'obbligo, speriamo che questa misura serva e magari forse mettiamo un po' mano ai 100 euro che forse non sono la sanzione adeguata all'obbligatorietà del vaccino. Ci sono già dei dati per quanto riguarda gli over 50 da vaccinare in Friuli Venezia Giulia, quanti hanno aderito? Beh, il dato adesso preciso non ce l'ho, ma insomma noi sappiamo di essere qualche punto in meno rispetto alla media nazionale, sicuramente lì c'è un grande ritardo da colmare. E nel frattempo si registra l'ennesimo record di contagi in Friuli Venezia Giulia in questo inizio anno. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 4.564 nuovi contagi, 18.907 i casi rilevati solamente negli ultimi 7 giorni. 6 decessi con Covid oggi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 35, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 335. 31.424 le persone attualmente in isolamento, ovvero una persona ogni 38. Nel dettaglio, su 10.443 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.602 nuovi contagi, con la positività del 15,34%, su 18.918 test rapidi, 2.962 i casi, 15,65%. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età più colpita è quella tra i 0 e i 19 anni, il 18,82%. Ed è arrivata anche in Friuli Venezia Giulia la pillola anti-Covid, serve per i trattamenti domiciliari all'insorgenza del coronavirus. Non si tratta però di un'alternativa al vaccino. Sentiamo. Sbarca in Friuli Venezia Giulia la pillola anti-Covid. 240 confezioni sono state infatti consegnate in regione per essere messe a disposizione delle aziende sanitarie. Il farmaco, come hanno avuto modo di spiegare oggi i vertici regionali, non rappresenta un'alternativa al vaccino, che resta l'unica arma efficace al coronavirus. Gestito dagli ospedali come i monoclonali, hanno infatti una bassa efficacia e una durata d'azione limitata nel tempo. AIFA ha autorizzato in particolare la pillola negli adulti non ospedalizzati per le terapie domiciliari. Deve essere infatti necessariamente prescritta dallo specialista ai pazienti con malattie lieve e moderate, di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentano specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave, ovvero patologia oncologica in fase attiva, insufficienza renale cronica, immunodeficienza primaria o acquisita, obesità, malattie e diabete. L'azienda sanitaria Pordenonese potenzia gli hub vaccinali per aumentare le somministrazioni, ma a tenere banco è un altro tema, il futuro del direttore generale Polimeni. A sorreggerlo, nonostante le numerose critiche, c'è ancora il vicepresidente Riccardi, che al momento però ha altri problemi da risolvere. Sentiamo il servizio di Alberto Comisso. Parte del centrodestra, compreso il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, l'ha scaricato. Il direttore generale dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, Joseph Polimeni, continua a camminare sul filo di un rasoio.
A tenerlo in piedi c'è, almeno per ora, il vicepresidente della giunta regionale Riccardo Riccardi, per il quale il problema Polimeni, tra diversi ancora da risolvere, non è primario. Che brutto modo questo, scaricare, tenere su. La politica ogni tanto dovrebbe pensare qualche minuto prima di aprire la bocca. Comunque rispetto a questo, mi pare che non sia. No, oggi all'ordine del giorno abbiamo due problemi. Dobbiamo accelerare sulla campagna vaccinale e dobbiamo fare l'atto aziendale cercando di costruirci attorno un ampio consenso. Intanto facciamo queste due cose, poi il resto vedremo. Intanto sul fronte delle vaccinazioni il direttore sanitario di Asfo ha promesso un'importante accelerazione. Il piano vaccinale troverà un'accelerata dal 15 gennaio, quindi contiamo di vaccinare tutti quelli che devono vaccinarsi. Diamo uno sguardo alla cronaca. È stata eseguita questa mattina all'ospedale di Cattinara l'attacco sul cadavere di donna trovato mercoledì pomeriggio nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, che con molta probabilità corrisponderebbe a Liliana Resinovic. L'esito potrebbe fornire dettagli ai investigatori per risalire alle cause della morte. Sentiamo. È stata eseguita nell'ospedale di Cattinara l'attacco disposta dalla Procura della Repubblica di Trieste sul cadavere della donna trovato mercoledì pomeriggio in un boschetto del parco dell'ex ospedale psichiatrico, nei pressi dell'abitazione di Liliana Resinovic, la donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre. L'attacco, da quanto trapela da ambienti investigativi, è finalizzata ad accertare l'identità della donna e a scoprire eventuali emorragie interne, traumi, fratture o microfratture. L'autopsia servirà invece a individuare con precisione le cause della morte e sarà eseguita nella giornata di lunedì. Sui risultati dell'attacco non è trapelato alcun particolare. Al momento non risultano persone indagate. Si è solo saputo che, dalla Procura, la vicenda è stata e rimane iscritta a Modello 44, il registro che raccoglie le notizie di reato contro ignoti. Al momento, quindi, non trova riscontro nell'inchiesta l'ipotesi del suicidio, che avrebbe comportato l'iscrizione, col Modello 45, come fatto che non costituisce reato. È certo, comunque, che allo Stato gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, suicidio compreso, e sono molto prudenti nell'ufficializzare l'identità della donna, anche se molti elementi fanno pensare che possa essere Liliana, dalla corporatura esile a un paio di occhiali trovati vicino al cadavere. Il riconoscimento del cadavere non è ancora stato fatto. Il marito della donna, Sebastiano Visintin, ieri sera ha partecipato a una fiaccolata e continua a ribadire che la moglie non si è suicidata. Pronte a riaprire lunedì tutte le scuole in Friuli Venezia Giulia, situazione critica per le quarantene e gli isolamenti, alcuni istituti potrebbero riaprire a orari ridotti. C'è poi la questione delle sospensioni dei docenti non ancora vaccinati, grandi problemi per reperire organico nelle scuole, soprattutto dell'infanzia e delle primarie. Sentiamo la presidente dei dirigenti scolastici, Teresa Tessan Viol. Tutti i colleghi mi riferiscono di un numero di assenti tra gli studenti davvero significativo. Ora questi studenti chiaramente non si sono contagiati, non si sono ammalati frequentando la scuola, no? Si sono contagiati durante le vacanze. C'è il rischio che ci sia qualche scuola che inizi con orari ridotti? Gli studenti, anziché uscire all'1, usciranno alle 11 o a mezzogiorno, perdendo qualche ora di lezione. Questo sì, nei prossimi giorni, purtroppo lo dico con grande rammarico, è una situazione che sarà molto diffusa. Sulla questione dei docenti che rischiano di essere sospesi, si sta già iniziando la caccia, tra virgolette, ai supplenti. Ci sono alcuni istituti meno fortunati, diciamo più esposti, dove la quota del personale interessato è davvero significativa, e specialmente nel caso dei docenti di scuola dell'infanzia o di scuola primaria, dove si registrano molti di questi casi, tra l'altro. La ricerca è, come dire, quasi impossibile, perché è noto, lo abbiamo ribadito da tantissimo tempo, le graduatorie sono esaurite. Palestra in grande difficoltà per l'aumento delle bollette raddoppiate, sentiremo in qualche caso, e per il calo di iscritti dovuti alle restrizioni e gli isolamenti, e poi anche da lunedì ci sarà per questo settore l'avvio del Super Green Pass. Sentiamo il presidente dell'associazione Fitness.
Ma la situazione è oltremodo grave, abbiamo sempre le stesse problematiche, cioè ovvero la questione della limitazione degli spazi, cosa che non permette ai nostri centri di operare con i soliti ritmi. A questo poi aggiungerei un aspetto che è emerso in questi ultimi giorni, che è quello dell'aumento delle materie prime, cioè delle bollette di luce, acqua e gas. Le posso dire quello che effettivamente è capitato al nostro centro. L'aumento, giusto per capirci, è quello che ha portato una bolletta che era di circa 700-800 euro al mese di energia elettrica, sto parlando di un mese, a diventare una bolletta di 1506 euro. Il tutto condito dal fatto che noi non abbiamo avuto più nessun tipo di aiuto degno di questo nome. Perciò è una situazione che si sta aggravando sempre più e infatti i numeri che ANIF anche a livello nazionale porta sono quelli di una chiusura già del 25% dei centri a livello nazionale. Veniamo allo sport, il TAR del Friuli Venezia Giulia sconfessa l'ASL, i giocatori in quarantena non sono più in isolamento e così Udinese e Atalanta si potrà giocare. I bianconeri però sono decimati con 12 atleti che devono fare i conti con la positività. Sentiamo. La Lega Serie A vince 3 dei 4 ricorsi presentati contro i provvedimenti delle ASL locali che avevano messo in quarantena i giocatori delle squadre dove si sono riscontrate le positività e così cresce di ora in ora la possibilità che domani Udinese e Atalanta si giochi regolarmente. I bianconeri devono fare però i conti con 12 giocatori contagiati e così dati alla mano resterebbero 13 gli atleti a disposizione di Mister Cioffi e questo grazie solamente alla primavera. Situazione meno pesante nell'Atalanta dove i giocatori positivi sono solamente 3. La Lega nel frattempo esprime soddisfazione per i ricorsi vinti. Nel tira e molla tra stadi aperti e chiusi, al termine di un vertice, la stessa Lega ha deciso di ridurre la capienza degli stadi a 5.000 spettatori nelle giornate del 16 e 23 gennaio. Rinunciare per 2 o 3 settimane agli incassi avrebbe comportato il rischio fallimento per 3 o 4 club della Serie A, come emerso dalla riunione. Meglio quindi ridurre la capienza degli impianti a 5.000 spettatori. Poi dal 6 febbraio, quando il campionato riprenderà, si valuterà in base all'andamento della curva epidemiologica. La FIGC regionale nel frattempo decide lo stop ai campionati giovanili, la scelta viene applaudita dal presidente del CONI Giorgio Brandolin che guarda però con preoccupazione agli ultimi decreti e al Super Green Pass nelle discipline di contatto. Molti genitori, dice in questa prossima intervista, hanno scelto di non vaccinare i propri figli e si rischia così di perdere molti talenti. Purtroppo devo dire che è una situazione caotica, se è vero come è vero che in 10 giorni sono stati emessi 3 decreti, uno prima di Natale, uno prima della fine dell'anno e uno prima dell'Epifania. Sul calcio professionistico non mi esprimo, devo dire la verità, insomma, vedendo le immagini, io sono stato a Venezia a vedere la Juve 20 giorni fa, non è che tutti fossero con la mascherina, anzi sulle curve, come ben sapete, erano uno sopra l'altro. Credo che insomma, prima di tutto viene la salute pubblica, dopo i soldi delle società e dei giocatori. Per quanto riguarda invece il calcio giovanile, bene ha fatto Canciani e altri presidenti degli sport di contatto intanto di bloccare per il mese di gennaio l'attività giovanile. Di sicuro ti posso garantire che abbiamo avuto grosse perdite nelle iscrizioni già a settembre-ottobre e adesso con la necessità del vaccino anche per i ragazzi dai 12 ai 18 anni siamo in grande difficoltà perché ci sono famiglie, mamme, papà che non vogliono vaccinare il ragazzo e quindi rischiamo di perdere tanta attività giovanile. Non ci sono altre notizie, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata.